Sono stati ben 3 gli appuntamenti che hanno animato lo scorso fine settimana a Sassari all'interno della rassegna Primavera a Teatro organizzata dalla compagnia Teatro Sassari, che ha riproposto sul palco del Cine Teatro Astra lo spettacolo La Madre, tratto dall'omonimo testo di Grazia Deledda. Dopo il grande successo della prima dello scorso febbraio, l'intensa performance della compagnia sassarese è stata presentata anche alle scuole cittadine nelle mattine del 29 e 30 aprile, mentre la recita serale si è svolta sabato 30 con un ottimo riscontro di pubblico. Il regista Ignazio Chessa ha curato l'adattamento del romanzo della Deledda del 1919, il cui perno è la classica dicotomia fra amore sacro e amor profano. Le intense prestazioni degli attori, Teresa Soro, Claudio Dionisi, Eliana Carboni, Andrea Riccio, Margherita Nurra e Ignazio Chessa, le musiche del coro Logudoro di Usini, Domenico Fancellu, Dario e Riccardo Pinna, i costumi di Carla Galleri, le luci di Toni Grandi e la scenografia essenziale quanto efficace di Fabio Loi hanno offerto ancora una volta un significativo omaggio alla grande scrittrice nuorese, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 1926. Ora la chiusura della rassegna, prevista il prossimo 27 maggio alle ore 21, sarà affidata ad una coproduzione con Casa Teatro 2007 Nuoro e Compagnia Teatro Sassari, che porteranno in scena Su Tempus Malu, canto per la Sardegna libera dal Covid, di Alessandro Arrabito Campus. Un tacito accordo di non parlare, perché